Elisabetta. Ne ho 38. Suono la chitarra acustica. Diciamo che desideravo suonare da una vita, da quando ero piccola, nel senso che la musica diciamo che è sempre stata la mia compagna di vita, ecco. Quindi ero una di quelle ragazzine che è cresciuta con la musica, cantando, ma che sognava anche di poter suonare la chitarra e suonare con amici, cantare, sai, come le feste tra amici al mare, ecco. Però è sempre stato un sogno nel cassetto, sempre lasciato lì. Poi l'occasione è nata quando con mio marito abbiamo deciso di iscrivere nostro figlio alla vostra scuola di batteria e lì mi sono detta, vabbè, dai, prendiamo due piccioni con una fava, e quindi ho deciso di fare la lezione prova con lui e da lì è iniziato il nostro percorso e devo dire che è la scelta migliore che potessi fare. Benissimo, benissimo, perché è come se fosse una seconda casa. Devo dire che quando arriviamo qua l'ambiente è molto cordiale, molto gioviale, una famiglia. Adoro lo spazio che è stato dedicato fuori prima delle lezioni, dove noi possiamo arrivare tranquillamente e scambiare due chiacchiere, oltre che lo spazio sport che mio figlio adora perché ogni volta si diletta in lanci col pallone, quindi devo dire che è bellissimo. Allora, credo che non sia mai troppo tardi, credo che ogni sogno debba essere realizzato, questo è il mio pensiero. Ogni lasciata è persa, diciamo che questa è la filosofia mia di vita, nel senso che credo che ognuno di noi debba trovare delle cose che fanno star bene, che fanno rilassare. Secondo me la musica è una di queste cose, nel senso che abbiamo una vita molto frenetica, io sono una lavoratrice, mamma, moglie, quindi diciamo che la mia giornata è sempre imperniata di 1000 impegni, 1000 incastri, e quindi credo che sia fondamentale in una vita così trovare dei momenti proprio per noi stessi, dove possiamo anche rilassarci e proprio staccarci dal mondo, da tutti i problemi, dalla vita frenetica, ecco. E credo che la musica sia uno di questi momenti dove, che sia la lezione settimanale, ma che sia anche il momento in cui a casa ci si mette a suonare, è un qualcosa che ti rigenera, ecco, che ti dà moltissimo. Quindi credo che questo, se un sogno, debba essere realizzato perché ti dà un feedback incredibile e quindi bisogna farlo, ecco.